Buonasera cari telespettatori e telespettatrici, grazie come sempre per aver scelto l'informazione di Telefriuli. È stato trovato morto poco dopo le 2 di questa mattina Giacomo Peruzzi, il cacciatore di Cordenons che ieri sera si era recato nella zona di Malga Valli in Caltea per attività venatoria ed escursione. I vigili del fuoco e del soccorso alpino di Maniago si sono attivati per andarlo a cercare. Intorno alla mezzanotte è stata individuata la sua auto a Malga Valli e dopo un paio di ore l'uomo è stato ritrovato privo di vita accanto al suo fucile a circa 3/4 d'ora di cammino dalla Malga. La perizia del medico legale e i dati raccolti sul posto hanno evidenziato che l'uomo ha perso la vita in seguito a caduta su terreno impervio da un'altezza di circa 25 metri. Poco distante dal punto in cui è caduto è stato trovato un cervo, anch'esso senza vita. Ed è stato ritrasportato con il velivolo sanitario all'ospedale Cattinara di Trieste un ragazzo di 19 anni che nel pomeriggio di ieri, poco prima delle 18, mentre stava facendo motocross in un campo al limitare della strada statale 14 a Tor Viscosa, ha perso il controllo dopo un salto ed è finito con le 2 ruote in un avvallamento. Ha riportato un severo trauma al volto e un trauma cranico. Si vota da questa mattina alle 7 in 28 comuni della regione, urne aperte fino alle 23 e domani dalle 7 alle 15. Sono regolarmente aperti da questa mattina alle 7 i seggi nei 38 comuni del Friuli Venezia Giulia chiamati al voto per il rinnovo dei consigli comunali. Sono in totale 367.228 gli elettori del Friuli Venezia Giulia coinvolti da questa tornata elettorale. Tra questi 191.136 donne e 176.092 uomini. Seggi aperti oggi fino alle 23 e domani dalle 7 alle 15, subito dopo cominceranno le operazioni di scrutinio. Si vota ad Aiello del Friuli, Bagnaria Arsa, Bertiolo, Castelnuovo del Friuli, Chions, Comeglians, Cordenons, Dogna, il comune più piccolo interessato con 227 aventi diritto, Drenchia, Erto e Casso, Grado, Palazzolo dello Stella, Palmanova, Paularo, Pinzano al Tagliamento, Pordenone, Porpetto, Pravis Domini, Resiutta, Romans di Sonzo, Ronchis, Ruda, San Giorgio di Nogaro, San Pier di Sonzo, San Quirino, San Vito al Tagliamento, Sauris, Tarcento, Torreano, Tor Viscosa, Vaionte, Vivaro e anche nel capoluogo regionale a Trieste. Il rinnovo degli organi dei comuni di Trieste, Pordenone, San Vito al Tagliamento e Cordenons può comportare lo svolgimento del turno di ballottaggio nel caso in cui al primo turno nessuno dei candidati alla carica di sindaco dovesse raggiungere la maggioranza assoluta dei voti validi. L'eventuale turno di ballottaggio è previsto per domenica 17 e lunedì 18 ottobre. Alle 12 di oggi ha votato il 9,2% degli aventi diritto in Friuli Venezia Giulia. Al momento si sono presentati alle urne 33.785 cittadini della regione su un totale di 367.228. I primi dati sull'affluenza alle elezioni amministrative a livello nazionale parlano di un 13,7%. Il Friuli Venezia Giulia è dunque al di sotto della media nazionale. Questo è il dato a mezzogiorno. A momenti è atteso il rilevamento del 19 che presenterà dati ovviamente diversi. Oggi in Friuli Venezia Giulia su 2.173 tamponi molecolari sono stati rilevati 38 nuovi contagi con una percentuale di positività dell'1,75%. Sono oltre 7.807 i test rapidi antigenici realizzati, dai quali sono stati rilevati 9 casi. Nella giornata odierna si registra il decesso di un uomo di 82 anni di Muggia ricoverato in ospedale a Trieste. Sono 9 le persone ricoverate in terapia intensiva. E questi quindi i dati del bollettino odierno. Il Friuli Venezia Giulia si appresta a valutare una settimana importante per capire se la pandemia sarà in una fase di stabilità nel suo rettilineo finale, perché in questi giorni si potranno considerare gli eventuali effetti sulla curva dei contagi della necessaria e opportuna riapertura delle scuole. L'obiettivo del contenimento della pressione ospedaliera è stato fino ad oggi raggiunto, ma l'appello alla responsabilità per chi non è ancora vaccinato deve risuonare forte. È stato questo, in sintesi, uno dei passaggi dell'intervento del vicegovernatore Riccardi alla giornata di celebrazioni per l'associazione friulana donatori di sangue Pordenone, ospitata dalla sezione di Sacile con l'aiuto di San Michele e San Odorico. In A4 varato nella notte l'ultimo cavalcavia del tratto Portogruaro-Alvisopoli. Per quanto riguarda la A28 domani al via un cantiere di ripavimentazione.
Con la conclusione del cantiere notturno e la riapertura al traffico alle 9 di questa mattina, Autovie Venete e le ditte appaltatrici hanno raggiunto un importante traguardo nell'ambito dei lavori del primo sublotto del secondo lotto della terza corsia della A4. È stata infatti varata anche l'ultima campata centrale del quinto cavalcavia, quello sulla provinciale 251. Come già avvenuto per gli altri 4, la carpenteria metallica è stata trasportata da carrelloni all'interno dell'autostrada, necessariamente chiusa per questo tipo di operazioni, ed è stata alzata attraverso torri d'appoggio. L'operazione è avvenuta in poco meno di 2 ore e poi è stata calata e posizionata sulle pile. Nei prossimi giorni verranno issate anche le 2 campate laterali. Ieri notte ad assistere all'operazione di varo e a visitare il cantiere c'erano anche gli insegnanti e gli studenti del corso di costruzione ambiente e territorio dell'Istituto Da Vinci di Portogruaro. Non solo terza corsia, con la conclusione dell'esodo estivo, Autovie Venete ha ripreso le opere di manutenzione dell'asfalto sulla propria rete. Nel corso di questa settimana la A28 Portogruaro-Conegliano sarà interessata dalla ripavimentazione della carreggiata sud verso Portogruaro tra Fontanafredda e Pordenone per 3,5 km. Il cantiere sarà in funzione, condizioni meteo permettendo, dalle 4 di lunedì 4 ottobre alle 23 di domenica 10. Oltre a istituire un doppio senso di circolazione sulla carreggiata nord, sarà interdetta l'uscita dello svincolo di Porcia per chi arriva da Conegliano e l'ingresso allo stesso svincolo per chi è diretto a Portogruaro. Fare sistema, riqualificare il quartiere fieristico, rilanciare la manifestazione con la riconferma di storiche aziende e con il ritorno di alcuni tra maggiori brand dell'arredamento design del Friuli Venezia Giulia, gli obiettivi della 68esima edizione di Casa Moderna inaugurata ieri. La sua 68esima edizione, la più importante fiera del Friuli Venezia Giulia, promuove e rilancia il settore casa legno arredo con 300 marchi esposti e 46 eventi in programma su 9 giorni. Tantissime aziende, un rilancio insomma, che fa ben sperare anche per la ripartenza, per le iniziative che in qualche modo portano investimenti, danno sicurezza, danno prospettiva, danno fiducia e quindi credo che insomma, da questa 68esima mostra della Casa Moderna, che è la fiera principe del Friuli, i friulani sono malati del mattone, quindi credo che sia un buon sinonimo di sviluppo, di friulanità, di identità e quindi un augurio agli espositori e a chiunque viene a visitarla che lo faccia con una prospettiva di speranza e di crescita per la nostra intera comunità friulana. È una manifestazione importantissima per la città di Udine, in particolare la fiera è una realtà importante, adesso con questa mostra che è la più importante proprio per la fiera di Udine riprende un'attività, un rilancio, speriamo che sia proficuo, nel senso che si tornino ad organizzare questi appuntamenti, questi incontri in una struttura così importante come la fiera di Udine. C'è tempo fino al 4 ottobre per partecipare al concorso fotografico indetto dal Comune di Cassacco per ricordare il pluripremiato scrittore Carlos Gollón. La figura di Sgorlon è diversa da quella di qualsiasi autore italiano. Era un narratore vero di storie reali in un mondo fantastico, un narratore di vicende fantastiche in una struttura reale, il tutto condito da elementi storici e magici che convivono come diversi livelli di una stessa provincia. Cassacco lo vuole ricordare così. C'è tempo fino al prossimo 4 ottobre per partecipare al concorso indetto dall'amministrazione comunale di Cassacco in onore del proprio concittadino scomparso ma pluripremiato scrittore Carlos Gollón. Anche quest'anno, ormai è il terzo anno consecutivo, l'amministrazione comunale ha promosso questo concorso proprio per sensibilizzare la conoscenza di questo scrittore che, come dicevo, è tra gli scrittori più premiati in assoluto in Italia e quindi si chiede di reinterpretare un passaggio, un'emozione, un verso dell'opera quest'anno La poltrona che l'autore ha scritto. Complici le buone condizioni meteo iniziata con la partecipazione di centinaia di persone all'edizione 2021 di Sapori nelle Valli, una vetrina importante per spingere su prodotti e sulle tradizioni delle valli del Natisone. Quest'anno fortunatamente il tempo ci sta accompagnando positivamente, come dicevi tu, e soprattutto c'è un po' di tensione minore rispetto a quello che era l'anno scorso perché con i problemi del Covid l'anno scorso la quarta settimana è saltata proprio per i problemi del blocco per via del Covid. Negli anni passati abbiamo fatto diverse edizioni, qui siamo alla quinta, però è la seconda che facciamo in questo centro che è diventato un po' la casa di Sapori nelle Valli
che verrà ristrutturato al termine della manifestazione nostra dai primi di novembre. Partirà il lavoro di ristrutturazione che è stato finanziato dalla Regione e raccoglierà un attimino il punto, tutti i prodotti del nostro territorio. I 7 comuni delle valli offrono diversi prodotti agroalimentari, dalle gubane alle farine, dalle mele alle castagne, al miele, a tantissimi prodotti. L'associazione Noi dell'Arte ha promosso a Cividale Civi Design Market, una manifestazione che da tempo punta a coniugare arte e innovazione, ambientata in una zona di Cividale che merita di essere valorizzata. Ma sentiamo la Presidente Antonella Pizzolongo. Civi Design Market sta di fatto volgendo al termine, lei è la organizzatrice. Se volessimo tirare la linea, a numeri come stiamo? Ma direi molto bene, oggi è stata una giornata particolarmente intensa, ma abbiamo avuto il piacere di avere tra noi 34 espositori provenienti dal Triveneto. Il target è molto giovane, quindi ci fa piacere perché vuol dire che l'artigianato, i lavori manuali, creativi sono molto ricercati e diciamo richiede l'attenzione di molti giovani, quindi siamo molto soddisfatti. Anche graziati dalla bella giornata di sole che ha portato tantissimi visitatori a Cividale proprio per questo appuntamento che per quest'anno è stato l'unico e qui quindi speriamo di poterlo replicare, pandemia permettendo, il prossimo anno in primavera. Il fatto che ci siano queste manifestazioni vuol dire che ci sono idee da sviluppare? Certo, sono sempre tante idee da sviluppare, vengono utilizzate tantissime tecniche artigianali, manualità diciamo in tantissimi ambiti, dall'illustrazione alla tessitura, alla scultura, alla ceramica e quindi fa ben sperare insomma anche per un proseguo tra i giovani soprattutto. Prossimo appuntamento? Speriamo in primavera. Giorgio Brandolin si è dimesso dalla carica di presidente del CONI regionale. In una lettera inviata al presidente nazionale ha motivato la sua decisione. Brandolin ha scritto a Malagò che il suo impegno era di accompagnare il movimento sportivo regionale fuori dalla pandemia, distribuendo risorse che la regione ha affidato al CONI regionale e sperando in una possibile soluzione delle ambiguità nella gestione locale dei dipendenti delle sedi e quindi della rappresentatività del CONI regionale. Brandolin ricorda poi di aver più volte tentato di far capire come a suo parere la riforma dello sport stia uccidendo la sua autonomia e la sua rappresentatività democratica, soprattutto a livello territoriale. Non ho ricevuto alcuna risposta, scrive, anzi le cose stanno secondo me peggiorando. Concluso e ultimato questo breve percorso, assolutamente necessario per riavviare l'attività delle nostre società e associazioni, vero motore dello sport regionale, sono a ribadire la mia ferma volontà di concludere oggi l'impegno di presidente del CONI FVG, scrive appunto Brandolin nella lettera. Partita spettacolare a Marassi tra Sampdoria e Udinese, è finita 3-3. Sentiamo il tecnico Gotti. Dal punto di vista dello spirito sono estremamente soddisfatto di una squadra che non ha accettato di perdere questa partita e che anche alla fine del recupero non si limitava a difendere il risultato, ma provava a vedere se riusciva a trovare qualcosa di più. Abbiamo fatto 3 gol, però abbiamo avuto parecchie occasioni che abbiamo lasciato lì. Comunque poco rispetto a quello che ci eravamo messi nella condizione di fare. Dobbiamo riuscire a mantenere la consapevolezza e lo spirito inalterati e però sia di squadra e sia come singoli dobbiamo limitare il numero di errori all'interno di una partita di Serie A, altrimenti non è Serie A. Sesta sconfitta in 7 giornate per il Pordenone che cade ancora dopo aver rimontato 2 reti con Camporese e Cambiaghi, cede nel finale perdendo in casa per 4-2 contro il Vicenza che era ultimo con 0 punti e che ora invece scavalca i neroverdi lasciandoli soli in coda alla classifica. Il Kenya domina la classifica della maratonina internazionale Città di Udine e incorona il re, uno straordinario Agrey Kiptoki Rono che questa mattina ha dato spettacolo su un inedito sempre velocissimo tracciato di gara interamente racchiuso nel territorio del comune di Udine. Era questa l'ultima notizia, grazie di cuore per la vostra cortese e fedele attenzione, arrivederci.